Il GUP di Palermo Paolo Magro ha condannato a pene comprese tra i 10 mesi e i 20 anni mafiosi e professionisti agrigentini accusati a vario titolo di associazione mafiosa. Condannato anche un poliziotto e un agente penitenziario che rispondevano rispettivamente di accesso abusivo nel sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio. Il processo, celebrato in abbreviato, nasce da un'indagine della DDA coordinata dall'aggiunto Paolo Guido sul clan della provincia di Agrigento, che coinvolse anche l'avvocato Angela Porcello, condannata oggi per mafia a 15 anni e 4 mesi. 4 gli assolti. Il GUP ha inflitto al capomafia Giuseppe Sicilia 18 anni e 4 mesi, ai boss Luigi Boncore e Calogero Di Caro 20 anni, a Giancarlo Bugea, compagna della Porcello, 20 anni, a Simone Castello, in passato ritenuto il postino del capomafia Bernardo Provenzano, 12 anni, a Diego Cigni, esponente della STID, 10 anni e 6 mesi, a Gregorio Lombardo, 17 anni, a Calogero Paceco, 8 anni, a Giuseppe Giuliano, 8 anni. Il poliziotto di Canicattì, Giuseppe D'Andrea, ha avuto per accesso abusivo al sistema informatico 3 anni e 4 mesi. La collaboratrice della Porcello, l'avvocata Annalisa Lentini, 1 anno e 4 mesi per falso materiale in concorso con Vincenzo Di Caro, che ha avuto 1 anno. Per rivelazione di segreto professionale 10 mesi a Giuseppe Grassadonia, un agente penitenziario che aveva comunicato ai familiari di un detenuto un suo spostamento. A Gaetano Lombardo sono stati inflitti per favoreggiamento 3 anni e 4 mesi. Gli assolti sono stati Luigi Carmina, Antonio Oliveri, Giovanni Nobile e Franco Gaetani. E intanto, in una nota stampa, il difensore avvocato Giuseppe Scozzeri afferma come la decisione circa la pena, che ci sembra oltremodo esagerata, ci coglie di sorpresa. Ci riserviamo una più approfondita valutazione all'esito della lettura delle motivazioni. Ci pare tuttavia che la ratio del rito abbreviato sia stata di fatto vanificata e non sia stata tenuta in debito conto la collaborazione offerta dalla mia assistita. Certamente questa sentenza non costituisce un bel segnale per quanti anche lontanamente pensano di intraprendere la via della collaborazione, con tutti i rischi che ne conseguono.